A Venezia il governatore del Veneto Luca Zaia convoca i parlamentari veneti per illustrare il percorso sull'autonomia. Sono, dice, gli stati generali della politica veneta. L'attesa per il nuovo governo fondamentale per il dialogo. Ieri sera a Treviso Matteo Salvini per sostenere il candidato sindaco Mario Conte, mai con il PD al governo, assicura e promette tornerò qui da Premier. Tragedia a Lentiai nel Bellunese, 69enne scivola e precipita per 10 metri, stava cercando asparagi, il corpo trovato nel pomeriggio dal soccorso alpino. Terribili insulti su Facebook contro la 15enne torinese che si è tolta la vita perché stanca di essere derisa per il suo peso, bufera sul gruppo Facebook fondato da un trevigiano, oscurato e poi riaperto. Razzia in una enoteca di Mestre, il ladro immortalato dalla telecamera di sicurezza, i titolari mettono in rete la foto per far riconoscere il malvivente. Stasera alle 21:15 torna Ringa sotto i riflettori il business dell'accoglienza migranti. In studio fra gli altri l'imprenditore trevigiano ferito nella bufera per l'inchiesta Fanpage, collegamento in diretta con i residenti di Cona. 8 lunghi mesi di calvario per i residenti di via Martello a Campalto, ostaggio del cantiere per la balneari tra divieti di accesso, buche, zero illuminazione e un via vai di tir. Non solo Venezia e la montagna, il momento d'oro del turismo veneto riguarda anche la Marca con un boom registrato nell'ultimo anno dal capoluogo all'intera provincia. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque la politica in primo piano, meglio l'autonomia in primo piano. A Venezia stamane il governatore del Veneto Luca Zaia ha convocato i neoparlamentari veneti per tracciare un punto fermo sul discorso dell'autonomia, per illustrare il progetto dell'autonomia e anche per stringere una sorta di ideale patto di impegno per l'autonomia. Alla vigilia ieri l'ha chiamato gli stati generali della politica veneta. Allora, subito ci colleghiamo con Venezia, con Tommaso Stoppa e Paolo Sonavio che hanno seguito per noi questo vertice. Tommaso, a te. Buongiorno a tutti da Venezia, Palazzo Grandi Stazioni, dove si è appena concluso l'incontro tra il presidente Luca Zaia e i parlamentari neoeletti in Veneto sul tema dell'autonomia. L'appello suo, Presidente, è quello a fare squadra, come hanno fatto spesso altri territori. Anche il Veneto, dice lei, deve fare questo per portare a casa l'autonomia che chiedono i cittadini, perché l'hanno chiesto col referendum a ottobre. Beh, direi che questa volta ce la facciamo una gran squadra, a prendere poi dalla politica, no? Cioè, tu quando vai a Roma sì, sei mandato dal tuo partito, ma rappresenti un popolo, il popolo veneto, che si è espresso in maniera incommiabile e incontrovertibile per il referendum. Oltre 4 milioni e mezzo di veneti e venete sono andati a votare, per cui è fondamentale che trasversalmente la politica si vada lì a Roma in Parlamento e insistere per l'autonomia del Veneto. L'incontro di stamattina è stato anche esplicativo per chi magari è in Parlamento poco e non ha seguito tutta la vicenda, ma insomma l'abbiamo vista parlare anche a margine con diversi parlamentari. Che impressione ha? C'è sincerità da parte di questi veneti? Faranno davvero quello che i cittadini chiedono loro? Guarda, io sono fiducioso, poi è pur vero una cosa, che se tu vai a Roma e non difendi l'autonomia, oggi con i mezzi di comunicazione che abbiamo lo vengono a sapere i cittadini dopo qualche secondo. Per cui c'è poco anche da fare finta di sostenere l'autonomia. L'autonomia va sostenuta fino in fondo e dobbiamo diventare come Trento e Bolzano, punto, non c'è altro da aggiungere. Lei parla sempre di trasversalità, giustamente, ma è una partita che sarà gestita molto anche dal governo e forse non è la stessa cosa, qualsiasi governo ci sarà su questo tema. Cambia qualcosa? Ci sarà un governo centrodestra, 5 Stelle, PD per quanto riguarda l'autonomia? Guardi, rispetto per i veneti, quindi sinceramente non sono preoccupato di quale colore ci sarà il governo. So che c'è un rispetto che bisogna portare, ho quasi 2 milioni e mezzo di veneti che sono andati a votare. Qualsiasi sia il colore del governo che non rispetta i veneti sa che qui non deve più farsi vedere. Questo dunque, grazie a Tommaso Stoppa, questo è il nostro collegamento in diretta da Venezia. Dunque questo ha detto pochi istanti fa Luca Zaia e ha parlato ovviamente del governo. Ovviamente si guarda al governo, si guarda a Roma per capire quali sono le mosse in quello che è tuttora uno stallo, e di governo ovviamente ha parlato ieri anche Matteo Salvini, che era a Treviso ieri sera per sostenere la candidatura del candidato sindaco del centrodestra Mario Conte. Sentiamo.
Arriva puntuale Matteo Salvini tra le tantissime persone presenti in Piazza dei Signori. Il leader del Carroccio sale sul palco e la prima battuta riguarda il suo incontro ad Arcore con Berlusconi e Meloni. Ho bevuto un caffè al volo, racconta Salvini, ho detto che dovevo andare a Treviso. La prossima volta a Treviso ci vengo da Presidente del Consiglio. Ho voglia che finalmente dopo tanti governi che non rappresentavano niente e nessuno ci sia un governo che rappresenta il voto degli italiani e quindi non un governo inventato a tavolino. L'unica cosa che mi sento di escludere è che ci sia un governo dove di fianco a Matteo Salvini ci siano Matteo Renzi o Maria Elena Boschi. Incontrerò Di Maio, incontrerò tutti. Sì signora, è dovere di chi vince ascoltare. L'impegno che mi prendo con voi è questo, ma è di serietà, ma lo prendo con me stesso quando mi alzo la mattina. Vado al governo se ho i numeri e la possibilità vera di cancellare la legge Fornero, di ridurre le tasse, di controllare i confini, di garantire il diritto alla legittima difesa, di aiutare partite IVA, artigiani, commercianti. Se mi vogliono tirar dentro in un governo che dura qualche mese, dentro tutti, per parlare solo di legge elettorale e tirare a campare, no grazie, piuttosto torno dagli italiani. Dalla politica nazionale a quella locale il passo è breve. Occorre che Treviso sia amministrata da qualcuno che ascolta tutti, che ha cuore per tutti, che però davanti a tutti mette prima i diritti dei trevigiani. Non vedo l'ora che Treviso torni a essere quel gioiello che merita di essere, non solo in centro ma anche in periferia, per tutti. Poi Salvini si rivolge direttamente agli elettori trevigiani. Se è il massimo che vi aspettate per i vostri figli, non cambiate e continuate a votare chi ha gestito Treviso negli ultimi 5 anni. Se pensate che si possa cambiare, questo ragazzo è quello che può cambiare questa città. Prima del segretario federale a salire sul palco il candidato sindaco Mario Conte, che ha sintetizzato i punti del programma, dall'ambiente alla cultura, dalla sicurezza agli immigrati. A loro proporremo un patto sociale. Chi sta alle nostre leggi, alla nostra cultura e alla nostra tradizione è ben accetto. Per tutti gli altri devono tornarsene a casa. Poi l'impegno verso le fasce più deboli e i diversamente abili. Inseriremo nell'organico del Comune di Treviso una figura che oggi nel 2018 è fondamentale. È il Disability Manager. Tutte le pratiche dell'amministrazione comunale di Treviso devono passare anche il vaglio dell'accessibilità per tutti. Alla fine Salvini si è intrattenuto per più di un'ora con i cittadini, poi uno spritz con Conte prima di partire alla volta di Lonigo. Dalla politica alla cronaca, precipita per 10 metri e muore mentre sta andando a cercare asparagi. La tragedia ieri in località Boschi sopra Lentiai, siamo nel Bellunese. La vittima, un 69enne di Pedavena, era partito attorno alle 10:30 dicendo che sarebbe tornato dopo un'ora. Dopo averlo atteso invano, i familiari hanno dato l'allarme indicando la zona dove l'uomo era diretto. I soccorritori hanno iniziato a perlustrare i sentieri. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno effettuato un sopralluogo con l'elicottero. Verso le 16, quando proprio l'elicottero del suo indipiede di Cadore si stava apprestando a sorvolare l'area con un soccorritore a bordo, una squadra ha individuato purtroppo il corpo senza vita dell'uomo, che era caduto per una decina di metri in un ripido canale a fianco del sentiero che stava percorrendo, riportando traumi fatali. Allora la tragedia della quindicenne torinese che si è tolta la vita perché stanca di essere derisa per il suo peso, terribili insulti dopo la morte apparsi su un gruppo social fondato da un trevigiano, un gruppo oscurato e poi riaperto. Fondato nel 2015 da un 24enne trevigiano, ha ospitato i commenti più beceri dopo il suicidio della quindicenne torinese Beatrice Ingui, tanto che gli amministratori di Facebook sono intervenuti cancellando quelle offese vigliacche e gratuite, scritte, e questo fa ancora più specie, dopo la morte della ragazza. Il gruppo social è quello di Gente Onesta, fondato 3 anni fa dal coneglianese Mirko Bortolotto, che prende le distanze da quei commenti ma ammette: Facebook è pieno di gente che si crede simpatica perché insulta i morti, come quelli che hanno continuato a deridere la quindicenne che martedì mattina si è gettata sotto un treno alla stazione di Porta Susa perché non riusciva più a sopportare di essere derisa per il suo peso, per il suo aspetto. Alla sofferenza provata in vita si aggiunge lo sfregio dopo la morte, con ironie cariche di odio e stupidità da cui Bortolotto si dissocia. Con quei messaggi non c'entro nulla, dice, e sono ancor più atroci perché rivolti a una ragazzina morta in quel modo.
Ancora Facebook, ancora la rete, ma stavolta per postare la foto di un ladro che stava compiendo una razzia in una enoteca di Mestre. Ci racconta questa vicenda al telefono Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Mestre, dove nella notte tra sabato e domenica c'è stato un colpo grosso all'enoteca Piper di via Castellana. Il titolare del locale, dopo il furto e gli ingenti danni subiti, ha postato sulla pagina Facebook del locale la foto del ladro che era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, chiedendo addirittura ai suoi amici di condividere l'immagine per poter risalire ai responsabili che hanno rubato di tutto una volta all'interno del locale, dal denaro alle bottiglie di vino giato, senza contare i danni provocati alla struttura per poter entrare. Si tratterebbe di un ragazzo tra i 23 e i 28 anni di bassa statura, alta 1,60 m e con tutta probabilità proveniente dall'est Europa. Il modus operandi è ora al vaglio delle forze dell'ordine che stanno indagando su questo furto. Il proprietario quella notte stava andando a letto una volta chiuso il locale quando è scattato l'allarme. Il tempo di vestirsi si è recato lì insieme a dei collaboratori, ha controllato le porte esterne, le ha viste chiuse e quindi ha pensato si fosse in realtà trattato di un falso allarme. La porta però era aperta ed era quella che il ladro o i ladri, perché si pensa sia più di uno, avevano usato per entrare. Lui però non lo sapeva ed è tornato a casa. Poco dopo l'allarme è scattato nuovamente, questa volta il titolare è tornato sul posto ma ha anche avvisato la polizia. Purtroppo quando gli agenti sono arrivati sul posto era troppo tardi. Ora comunque al vaglio tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza e probabilmente anche se qualcuno risponderà all'appello del titolare del locale, basandosi sulla fotografia, si potrà risalire al più presto ai responsabili. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Parliamo adesso di infrazioni sulla strada, perché inizia in queste ore a punire gli automobilisti che superano il limite di 90 km/h. L'autovelox posizionato lungo la statale del Santo a Padova, all'altezza dell'uscita per Ponte di Brenta. Completato il periodo di rodaggio, ora l'autovelox lungo la statale del Santo comincerà a scattare fotografie vere agli automobilisti che non rispettano il limite di velocità di 90 km/h. Questo è il 13° apparecchio installato lungo le tangenziali e per la precisione si trova sulla corsia della statale del Santo in direzione di Padova, subito dopo l'uscita per Ponte di Brenta, provenendo da Castelfranco. In quel tratto il limite è di 90. La sanzione va dai 41 euro per chi supera il limite di meno di 10 km/h, per arrivare a 828 euro per chi lo supera di oltre 60 km/h. In quel caso è prevista anche una decurtazione di 10 punti della patente che sarà sospesa per un periodo dai 6 ai 12 mesi. Intanto c'è la statistica che riguarda proprio le multe a Padova. A Padova ogni cittadino ha pagato di media nel 2017 ben 113 euro di contravvenzioni per infracodice della strada, un numero che lo mette nella top 10, diciamo così, italiana. Padova è al 4° posto in Italia per multe incassate pro capite. Significa, cioè, secondo uno studio del Sole 24 Ore, che di media ogni padovano ha pagato 113 euro nel 2017. È una media, ovvero il valore complessivo delle multe, quasi 24 milioni di euro, è stato diviso per il numero di abitanti. Hanno pagato di più solo i cittadini di Firenze, Bologna e Milano. A portare le cifre più alte nelle casse comunali sono i rilevatori di velocità posizionati lungo le tangenziali, che rilevano circa 400 infrazioni al giorno, e con i quasi 24 milioni dell'anno scorso Padova si trova subito dietro Firenze e Bologna, che incassano una cifra doppia, mentre ai primi 2 posti di questa speciale classifica ci sono Roma e Milano con cifre superiori ai 160 milioni di euro. Ancora strade, ma stavolta parliamo di un cantiere, il cantiere per la realizzazione della Valle Nari bis a Mestre, che continua a creare disagi a un gruppo di famiglie che vivono a ridosso del nuovo tracciato. E lì c'era una piccola strada però che congiungeva nell'arco di 350 metri le direttrici principali, dove erano anche serviti da panificio, non stravolgeva comunque la loro vita quotidiana. Adesso, da quando hanno messo su questo cantiere, la vita è stata praticamente stravolta. Andrea racconta così il disagio delle famiglie costrette a convivere dallo scorso agosto col cantiere della Valle Nari bis. Siamo in via Carlo Martello a Campalto, una strada dimenticata, piena di buche che diventano piscine al primo acquazzone, quasi priva di illuminazione pubblica, trafficata dai tir che in quella zona caricano e scaricano nei depositi che lì hanno sede.
Per questi residenti, tutti anziani, è questo e solo questo il percorso obbligato per andare in farmacia, oppure a fare la spesa, prendere l'autobus o semplicemente per gettare l'immondizia nei cassonetti. Una gincana fra ostacoli oggettivamente eccessivi per chi ha 77 anni, come la signora Rosa. Acqua alta, che l'acqua fa livello, e paura perché ci sono camion, vede che tutti camion, e dunque in bicicletta io ho paura. Il comune in questi mesi ha inviato un paio di camion con della ghiaia per tappare qualche buca che alla prima pioggia è rifiorita, se possibile, più profonda di prima. Ed è inutile dire che la promessa di risposta entro dicembre 2017 è stata scritta nel libro dei sogni. Capisco che il cantiere è ancora in fase di definizione là, però vediamo che proprio non ci sono risposte, e per quanto riguarda quel gruppo di cittadini è tutto stato lasciato tutto proprio al bando. Come potete vedere ci sono anche bambini, tra l'altro c'è anche una nuova famiglia che è venuta a abitare con bambini piccoli, e vedete che è privo di transenne, fossi, cioè assolutamente è proprio lasciato tutto al bando. Ed è proprio per tutelare la propria incolumità che queste famiglie si stanno organizzando per la presentazione di un esposto alla magistratura. La vista del fossato pieno d'acqua a fronte casa, non protetto da New Jersey o rete, è assai inquietante e necessita di una urgente presa d'atto a garanzia dei livelli di sicurezza che i residenti invocano per questa zona. Io sono il nonno di due nipotine, che una ha 4 anni, un'altra ne ha 7 e devono andare a scuola. Io mi domando, quando anche sarà lavori ultimati, quando andremo, se non ci danno un'altra via di uscita, come faranno ad andare a scuola in sicurezza 2 bambini piccoli? Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, in diretta prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo dal grido d'allarme delle Pro Loco del Veneto. Come il miele di castagno. Una vera giungla di disposizioni normative che risalgono ad un testo unico datato 1936. Norme poco chiare che stanno mettendo in crisi le Pro Loco. Il risultato è evidente, molte manifestazioni, sagre e feste popolari rischiano di sparire. Nell'ultimo periodo qualcuno ha scelto di non organizzare le tradizionali feste del paese per evitare di incappare in una burocrazia farraginosa. Abbiamo applicazioni non chiare che sono diverse da provincia a provincia, da comune a comune, una confusione totale. Noi abbiamo fatto adesso, in occasione del 4 marzo delle elezioni politiche ci sono state, un appello a tutti i candidati perché venga fatta una legge ad hoc sulle manifestazioni temporanee. Dopo 80 anni c'è bisogno di una legge nuova e soprattutto chiara. Per questo, continua il Presidente, ci stiamo battendo. Non è possibile mettere sullo stesso piano manifestazioni con 100 cittadini con quelle dove partecipano invece 10.000 persone. Delle norme soprattutto poi applicabili. È inutile fare, che è un vezzo tutto italiano, fare delle norme che poi sulla carta possono andare bene e sono inapplicabili, poi non le applica nessuno e sono problemi per tutti. L'Umbria è impegnato in un tavolo a livello regionale con prefettura, ANCI, Vigili del Fuoco e le ASL per trovare delle soluzioni. Va trovato un accordo con quelli che sono gli organi amministrativi del comune, visti quali sono i problemi e risolti caso per caso. Noi ci stiamo impegnando a questo e stiamo supportando le nostre Pro Loco su questo. Le manifestazioni e le sagre sono la nostra tradizione, cultura, termina e vanno valorizzate. Intanto il turismo in Veneto continua a registrare cifre da record, ma non ci sono solo Venezia e la montagna in questo record. La provincia di Treviso, insieme a quella di Vicenza, è quella che sta crescendo di più in termini di turismo. Assolutamente sì, quest'anno siamo in doppia cifra, anzi il 2016 eravamo in doppia cifra e il 2017 sta confermando questi dati. I turisti vogliono venire a Treviso, una scelta precisa rispetto al passato, quando la Marca era il rimpiazzo di Venezia. Oggi una vera e propria alternativa programmata dai visitatori, ma anche dai tanti che arrivano dall'estero per le località balneari d'estate o sciistiche d'inverno. Così si va a Jesolo, ma ci si prepara anche un viaggio tra le colline del Prosecco valorizzate dall'UNESCO, oppure si scia a Cortina, ma prima ci si ferma a Treviso per assaggiare il tanto conteso tiramisù.
Già, perché la carta vincente che fa crescere il settore turistico nella Marca è l'offerta non solo di cultura storica, ma anche di quella enogastronomica. Sicuramente viene anche per la Grande Guerra, così come viene anche per vedere la città, ma è indubbio che determinati prodotti, come il Prosecco in particolare, che è una delle zone più ricercate a livello internazionale, cliccate come destinazione turistica, collegate ad altre ricchezze sul territorio, quindi l'asparago bianco, il radicchio rosso di Treviso e tante altre prelibatezze, fanno sì che il turista venga in questa provincia per vivere un'esperienza e sicuramente il cibo è la cosa che dal punto di vista dell'esperienza lo esalta di più. Prodotti tipici che non vengono solo consumati sulle tavole dei ristoranti, ma che poi vengono anche acquistate e successivamente, una volta a casa, nuovamente richieste dal turista. Li deve consumare nel territorio, deve capire come questi vengono nati, prodotti e poi è il nostro miglior ambasciatore, perché quando mangia e beve bene nel territorio si porta a casa un qualcosa, perché il turista quando torna a casa, tra i vari regali abbiamo notato che gran parte di questi sono prodotti dell'enogastronomia, e poi insegna ai suoi concittadini e spiega cosa c'è nella terra dove è andato a fare il turista, e questo secondo noi è l'aspetto più importante. Su questo bisogna insistere, i dati ci stanno dando ragione, e questo dà la possibilità di far crescere anche quelle zone cosiddette marginali, ma che non sono marginali del Veneto, cioè che non sono Venezia, Verona o le Dolomiti, no? Ma che hanno altro da dare. Turismo anche legato alla memoria della Grande Guerra. La nostra tappa di oggi ci porta a parlare degli animali della Grande Guerra. Angelo Cescon, che cos'è questa cosa? Questa qui è una forgia che veniva adoperata nella Prima Guerra Mondiale, caricata nei muli, perché i muli avevano bisogno di rifarsi ogni tanto gli zoccoli. Per decenni è stato un oggetto utilizzato in un'aia contadina, recuperato dal fronte alla fine del primo conflitto mondiale. Ma la storia di questa forgia è testimonianza diretta della guerra vissuta dagli animali al fronte. Erano chiamati i soldati a quattro zampe, cavalli e soprattutto muli che sui loro basti hanno portato fusti di cannone, casse di munizioni, ma anche i viveri, l'acqua e la posta per i soldati. Ecco perché questa forgia è importante, perché ci ricorda la fatica, la fame, gli stenti e il sacrificio di questi animali, purtroppo che solo gli alpini ricordano nelle loro adunate. Eppure a Pozzuolo del Friuli va ricordata la resistenza di cavalli e cavalieri, dei lancieri di Novara, che si sacrificarono per coprire la ritirata di Caporetto. E la guerra è stata anche di cani, piccioni viaggiatori, buoi, canarini di gas, oltre ai 10.000 cavalli e muli che hanno calcato il fronte. E questo oggetto è il loro ricordo. E questa qua veniva caricata a dorso di mulo, trasportata, e all'occorrenza si fermava qualcuno e la faceva funzionare e faceva i ferri al mulo in maniera che potesse continuare il suo lavoro del trasportatore. Quanto pesa? Ma sarà una cosa che peserà 80-90 kg, perciò il mulo dopo la aveva da una parte e dall'altra parte doveva bilanciarla con qualcos'altro. Quasi 2 quintali portati avanti nonostante tutto e tutti, in quella ostinazione che con gli alpini è diventata leggenda. Come tutte le attrezzature di guerra, anche questa forgia era il massimo della tecnologia del tempo, applicata alla praticità con tanto di pedaliera per il soffio di aria forzata. Là sotto c'è un pedale che, facendolo girare, muove la chiocciola dell'aria per far andare che qua per i busi venisse fuori all'aria, in maniera che tiene il carbone rovente. Uno strumento che dopo la guerra ha continuato a lavorare ancora per molti anni in pace, ricordando a tutti cosa è stata la guerra per gli animali. E anche come ingombro, perché quando ce l'hai parte per parte capisco che il mulo non faceva una bella vita. Continuate a segnalarci i vostri oggetti della Grande Guerra, come sempre questi riferimenti SMS e WhatsApp al 340 321 8728 oppure treviso@antena3.it per scrivere una mail. Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione. Ore 13, fra pochissimo si parla di ansia e immagine di sé, perché ci ferisce oppure influenza il nostro comportamento e influenza il giudizio degli altri. Il dottor Michele Canil ce ne parla, neuropsicologo e psicoterapeuta. Questa sera poi, 20:10 dopo il telegiornale di Treviso, la politica e le elezioni amministrative di Treviso in primo piano con Said Caibi, coalizione civica per Treviso, e poi Ringa alle 21:15, il talk show del lunedì che ritorna per parlare di un tema scottante, ritornato alla ribalta in queste settimane, gli affari d'oro con la gestione
dei profughi, dei migranti. In studio c'è Stefano Fuso, l'imprenditore trevigiano finito nell'occhio del ciclone in queste settimane per l'inchiesta di Fanpage, e poi in studio con lui Roberto Marcato, assessore regionale, nonché esponente della Lega a livello regionale, Nicola Atalmi della CGIL, Roberta Polese, giornalista del Corriere del Veneto, e ci sarà un collegamento in diretta con alcuni residenti della città, del paese di Cona, che sappiamo essere al centro ormai da anni delle cronache per il centro migranti. Da non perdere questa sera dunque Ring alle 21:15, vi lascio adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo. Deciso peggioramento del tempo, arriva una perturbazione dall'Atlantico. Vediamo il dettaglio di lunedì 9 aprile. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con piogge e temporali diffusi un po' ovunque. Fenomeni anche di moderata intensità, specie sui settori alpini e prealpini. Migliora lievemente entro la nottata. Le temperature minime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 10 e 14 gradi. Tempo instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco e con rischio di locali nubifragi, specie nelle ore centrali della giornata. Fenomeni via via in attenuazione. Le temperature minime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 13 e 15 gradi. Condizioni di maltempo anche sul Trentino Alto Adige. Piogge diffuse sin dal mattino, localmente anche di moderata o forte intensità. Deciso miglioramento in nottata con precipitazioni via via più scarse. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 11 gradi, valori massimi invece tra 13 e 14 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.